Con il nuovo anno, a gennaio 2018, dovrebbe trovare compimento il passaggio in regione dei dipendenti delle ex province. Come i centri per l'impiego che in questo momento non sanno a chi rispondere, la polizia provinciale che verrà regionalizzata, molte cose che, ripeto, dobbiamo fare per non creare disservizi ai cittadini ma che costano caro alle tasche dei cittadini veneti. Le province non sono né carne né pesce, a noi come regione costano 40 milioni di euro di personale che prima non pagavamo. La riforma sanitaria, che è approvata nel 2016, nel corrente anno ha visto una serie di passaggi applicativi con il noto accorpamento delle ULSS. Il nostro obiettivo è stato quello di ridurre i costi amministrativi per migliorare e lasciare risorse ai servizi effettivi agli utenti, quindi una rivoluzione anche in questo campo, e anche in questo campo molte regioni ci stanno copiando. E ancora il blitz dei NAS dei giorni scorsi inviati dal ministro Lorenzin per acquisire gli accertamenti sui PFAS e la procedura di plasmaferesi. Speriamo che dopo le elezioni politiche queste cose si appianino e invece di fare appunto politica sulla pelle dei cittadini vengano fatte cose utili ai cittadini. Tra i punti al centro del discorso tracciato dal Presidente del Consiglio Veneto nel corso del bilancio di fine anno. 56 sedute fatte, 49 leggi approvate, come sempre siamo fra i primi in Italia come numero di sedute ma anche come qualità di lavoro legislativo, e soprattutto anche un dato importante, la altissima percentuale di presenza di tutti i consiglieri